La regione dice ci vogliono 12 milioni di euro, alla riunione non lo hanno detto, ma poi sulla stampa hanno detto li mettiamo noi come Regione del Veneto, purché gli impianti siano pubblici. È una grandissima notizia, per noi straordinaria, speriamo che sia realistica. Io stamattina ho avuto un incontro con gli impiantisti che hanno detto perfetto, nell'arco di qualche giorno se vuoi ti possiamo trasferire la proprietà gratuitamente degli impianti. Il colpo di scena è arrivato ieri sera poco prima delle 21, quando a 20:10 il sindaco di Belluno ha comunicato la volontà della società Alpe del Nevegal di cedere gratuitamente gli impianti al comune di Belluno, e la notizia sarà parte integrante delle comunicazioni sul futuro del colle che domani Massaro farà al Consiglio Comunale. La Regione ci ha detto che ha fatto uno studio che dice che ci vogliono 12 milioni di euro per salvare gli impianti, ce lo aspettavamo ed è il motivo per il quale noi intanto ci siamo mossi con dei privati per vedere di rilevare eventualmente gli impianti e mandarli avanti. E per questo abbiamo messo €500.000 come Comune di Belluno. A me basta che mi confermino il contributo, cioè se la Regione mi manda la lettera e mi dice sì, è confermato, ti diamo 12 milioni, nell'arco di qualche giorno posso avere la proprietà degli impianti. O per noi o per la stessa Regione Veneto, che sarebbe ancora meglio perché velocizzerebbe ancora di più le procedure, perché se la Regione si riprendesse in carico, gli imprenditori glieli regalerebbero subito, loro potrebbero fare subito 12 milioni di euro in interventi e si potrebbe tornare a sciare. Nella riunione del 16 settembre scorso, l'assessore regionale al turismo Federico Canera, al tavolo convocato al Genio Civile di Belluno, aveva comunicato la disponibilità della Regione a finanziare il progetto di rilancio del Nevegal, quotato 12 milioni di euro, a patto che gli impianti tornassero di proprietà esclusivamente pubblica. Massaro, nell'incertezza di un piano principale, aveva annunciato l'intenzione di proseguire completando la raccolta di capitale per la costituzione di una nuova società con nuovi imprenditori, di cui aveva anticipato a breve la prima uscita pubblica. E dunque oggi è vigilia di attesa per capire se questa New Co, gestita da privati, sia pronta per partire e se il Comune tra pochi giorni tornerà ad essere proprietario degli impianti di risalita. Una certezza fino ad ora c'è, ed è il mandato tassativo dei soci di Alpe del Nevegal al direttore Casagrande di chiudere la società entro il prossimo 30 settembre.